Gentili signore e signori, benvenuti alla nostra trasmissione Pianeta Oggi Reporter, nostro approfondimento settimanale qui dalle frequenze di Teleidea di Chianciano in collaborazione con pianetaoggi.tv, la televisione online che è diretta dal sottoscritto. Dunque entriamo subito nel vivo, nel concreto della nostra trasmissione. Si parla sempre di purtroppo inquinamento del pianeta, acqua, aria, terra, la privatizzazione dell'acqua. Una voce che emerge dal coro è quella di padre Alex Zanotelli. Il sottoscritto lo aveva intervistato in occasione di Eticamente 2009 nei pressi di Venezia. Vi proponiamo questa intervista molto molto forte, molto concreta. Vediamo. Dunque abbiamo l'onore di avere ancora una volta il noto missionario Alex Zanotelli, noto per le sue grandi battaglie a favore della vita assolutamente. Quest'oggi lo abbiamo anche su una nuova televisione, Pianeta Oggi TV. Tanto la saluto, come sta Alex Zanotelli? Bene, grazie e un saluto anche a tutti i telespettatori. Possiamo dire, arrivati a questo punto, che l'uomo di questo pianeta non ha neanche ancora capito che non deve inquinare l'acqua che poi dovrà bere, non deve inquinare il cibo che deve mangiare, l'aria che deve respirare. Siamo a questi punti? Sì, direi che la situazione a questo livello è veramente drammatica. Quello che io non riesco a capire è perché la gente non capisce. Cioè, davvero è un qualche cosa che è al di là di me. E io capisco perché la gente non capisce, cioè capisco che quelli che dovrebbero informare non informano, perché i mezzi di informazione sono nelle mani dei potentati economico-finanziari che hanno interesse a continuare con questo tipo di sistema, mentre i mezzi di comunicazione dovrebbero essere i primi ad aiutare la gente a capire la situazione e poi toccherà alla gente lentamente anche capire come reagire e come fare, proprio per non distruggere questa bellissima navicella spaziale che abbiamo. Non ne abbiamo altre, se distruggiamo questa è finita, quindi è una questione oggi davvero di vita o di morte per il pianeta. Ecco, se vogliamo zoomare un attimino l'attenzione appunto sul pianeta, potremmo dire che questa umanità è anche in serio pericolo, però vedo che tutti vanno in giro, si divertono, vanno in vacanze, in discoteche, i giovanissimi non si capisce bene, non vanno neanche a vedere là su quei siti dove c'è la libera informazione per vedere cosa sta succedendo. Sì, questo è verissimo, e quello che mi preoccupa di più, fra l'altro, è che proprio i giovanissimi su questi temi non ci sono. La spiegazione per me c'è, cioè i giovanissimi oggi sono talmente bombardati da questo sistema, talmente bombardati dalla pubblicità, talmente intrappolati in questo sistema, ed è voluto tutto questo, che praticamente non riescono non solo a leggere poi, ma neanche a reagire, cioè la pressione sociale su di loro è talmente forte che si sentono intrappolati in questo. Se non facessero quello che fanno si sentirebbero fuori, cioè buttati fuori, si sentirebbero soli e impazziscono, per cui capisco questo, ma d'altra parte, proprio data la gravità della situazione, penso che sono proprio i giovanissimi ai quali dobbiamo parlare e cercare di invitare, aiutarli a capire la gravità della situazione, perché poi possano anche loro incominciare ad impegnarsi. Io dico a tutti i giovanissimi che incontrano dico loro, se qualcuno, dico spesso troverete persone, personalità che vengono e che vi dicono che voi siete il futuro del mondo. Io dico a tutti, mandateli a quel paese queste persone, non c'è più nessun futuro. I giovanissimi sono l'unico presente che abbiamo, o capiscono, prendono in mano la situazione e reagiscono, o se no non ci sarà futuro.